Franco, scusa, Gianfranco, stai parlando di oggi o stai Però parlando lei di sta prima? generalizzando. No, un momento, perché stiamo parlando... lei non conosce tutti gli artisti che comunque sono a Napoli. Di 20 anni fa o stiamo parlando di oggi? C'è chi lo fa per passione. Ma vi ho chiesto che cosa ha di artistico, spiegatemelo, non capisco. Se voi me lo spiegate, allora, guardi, dopo la trasmissione le posso consigliare qualche artista e poi mi fa sapere, perché ci sono tanti artisti che le loro canzoni hanno tanto da dire e dicono tante cose belle. Mi riguarda, però fanno fatica a venire fuori. Sentiamo Mariano. No, se ha da dire prima qualcosa. E poi Alberto, no, poi ci arriviamo, vai magari c'è. Il discorso che dice Marsica gli do ragione pure al 50%, come do ragione al 50%, il signore dice adesso a me la canzone non mi arriva più. Uno, bisogna vedere, con tutto il rispetto, che cosa vi siete sentiti. Perché se mi sento Finizio, Luca Sepe, a me il brivido mi viene. Ma non perché sta qua, perché Luca Sepe è uno che canta. Perché io sono della logica che o cantante da canto o calciatore da segnare io modello da sfilare. Però scusate, state dicendo... Sì, no, io dico, il signore dice, devo vedere, dobbiamo capire, il signore che campioni ha preso da ascolto. Perché Finizio e Luca Sepe non sono di oggi. Io Finizio reputo uno che fa scuola di canto. Secondo me Finizio oggi a Napoli, credo che sia perciò dico, il signore bisogna vedere che campioni ha preso per giudicare. Ma Gianfranco, tu il riferimento poi no, voglio completare, era di 20 anni fa o di oggi? Così completo e mi tolgo. Tu parlavi di oggi? Dal discorso. Un attimo, devo dire l'ultima cosa. Io voglio sentire loro perché sono del settore. Posso completare la... No, ci mancherebbe altro. Poi il fatto che non vi arriva più, pure oggi il sapore del formaggio non è quello di una volta, è la frutta e tutto, sono i tempi che cambiano e le cose si commercializzano. Vabbè. Allora se parliamo di musica, io conosco, non faccio il nome perché è un ragazzo, bravo ragazzo, chi lo conosce mi capisce, abita a Rione Sanità, è uno che ha strappato contratti in faccia ai discografici, perché saper cantare è una cosa, fare il cantante è un'altra cosa. Scusa, perché non possiamo fare il nome? Facciamo. Perché no? Non so se lui non vuole essere citato, per amor di Dio. Ma tu ne stai parlando in modo positivo? No, ma non è un cantante, è uno che non vuole cantare. Ho capito. Perché le condizioni per cantare a Napoli a lui non stavano bene. Sentiamo Alberto. Perché i buoni artisti ci sono tanti a Napoli, da discografico e anche da maestro, perché ci sono tanti, ma a volte vengono oscurati proprio da questi momenti, chiamavi questi fenomeni, perché... che poi diventano meteore perché passano e vanno via. Passano e ma vanno via, ma i buoni là, stanno sempre là. E io dico anche il pubblico, quando fare una buona musica sa bene cosa comprare e cosa ascoltare. Questa è una cosa ma importante. che cosa succede di questi ragazzi? Lei ha parlato di meteore, no? Sentiamo... Dopo anni magari che hanno cercato di fare l'impossibile su una strada che magari non è proprio la loro. Che cosa ne succede? Che lavorano per scontare i debiti. Ecco Gianfranco, però voglio dire, questo non è che avviene solamente nel campo del neomelodico, avviene un po' in tutto, avviene un po' in tutti i campi. Perché se uno oggi dicevamo prima, scusami se uno oggi dicevamo prima si può produrre un disco con 1.000 euro e vuole pensare di volare con la fantasia pure solamente, scusate, ma perché gli volete dar palle ali? No, forse guardi, mi hanno detto anche con me, è verità. Anche con me. Sentiamo un attimo, Nilo, scusa, Marsica dice che hanno detto una sciocchezza, dice che con 1.000 euro. Io volevo un attimo rispondere, visto che lo stiamo attaccando tutti insieme. No, il discorso è questo. Posso dare del tu? Come no? Gianfranco, che cosa c'è d'artistico nel mondo? Allora, e non di commerciale. Bisogna capire arte cos'è. Arte vuol dire creare un testo, nel campo musicale, un testo è una musica. E cercare il più possibile una comunicabilità con il pubblico. Deve essere gradevole. Ci sono alcuni artisti che comunicano con il pubblico, infatti hanno grande successo, non solo perché magari sono belli, ma perché le canzoni piacciono. Per quanto a noi... Allora, premetto una cosa, io nasco come cantautore italiano, ed ero uno di quelli che ero uno di quelli che il mondo... Io conosco una sua canzone. Smettila. Le voci di nessuno perché non sa. Nel frattempo noi abbiamo sentito... Fallo finire. Allora, mentre lui finisce, se la regia poi io voglio sentire pure Marsica che sta vicino a me, voglio sentire un po'. Volevo dire solo... Chi è Marsica? Volevo solo dire questa cosa. Io ero uno di quelli che disdegnava questo mondo, nel senso che diceva, vabbè, il napoletano, tutto questo mondo un po'... Bravo, poi vedi su assai e si sordo. Il discorso è questo: quando ho cominciato a fare regia di videoclip per i napoletani, ho avuto la possibilità di ascoltare di più le canzoni, conoscere loro. Ho conosciuto quelli un po' più, insomma, che non mi piacevano proprio e ho confermato la mia opinione, ma ho conosciuto neomelodici, tra virgolette, come Marsica.
E Marsica è una cantante napoletana con i fiori. La sentiamo. Nel senso che fa bellissime canzoni e mi ha ispirato. Videoclip io non vorrei fare confusione, ne parlavo prima con Luca Sepe, ma Scugnizzi, ecco, non come sociale, ma dai contenuti appunto musicali, artistici, che genere è? È una cosa di oggi o no? Si può essere inquadrato in questo genere? Scugnizzi intendi il musical? Il musical. Le canzoni all'interno di Scugnizzi. Bellissimo, è bellissimo. Ma è neomelodico questo stile? No, non è un neomelodico, è musica che racconta una realtà. Ma credo che ci sia... Ma credo che ci sia Ma anche le canzoni dei cosiddetti neomelodici raccontano una realtà, lo fanno musicalmente in maniera diversa. Comunque lo fanno, forse comunque, è più cruda. Comunque hanno una comunicazione, hanno un successo questi ragazzi. Se ce l'hanno vuol dire che arrivano. E quindi quella è arrivata e l'altra no, ce n'è tanta che non arriva da nessuna parte. Una discussione mentre sentivamo il tuo video. Quando hanno influito, ecco, le televisioni private, per esempio, le radio private, che prima non c'erano, diciamo? Ma forse sono l'anima di questo lavoro. Sì. Sono il famoso mezzo, insomma, di trasporto da qui a casa, insomma, per fare arrivare. Io dico sempre una cosa, che chi fa il nostro mestiere, come quello di Alberto, come quello di io, chi vive a Napoli ha una grande fortuna, secondo me, perché c'è un mercato parallelo discografico a Napoli che non esiste in nessuna altra parte d'Italia. Una nazione a parte. È una cosa magnifica. Io ho aperto anche un'etichetta discografica da poco. È comunque lavoro. Se Lego Sound. Ma se l'avessi aperta a Roma, magari avrei avuto difficoltà molto più grandi. Invece noi abbiamo comunque un mercato più piccolo che ci dà la possibilità comunque di lavorare, di fare esperienza, di fare palestra per poi poterci proporre magari su un mercato nazionale. No, ma questa si può anche dire, perché non è nessun'altra parte d'Italia cosa. Anche a qualcuno a vivere bene. Esattamente. Perché è la verità, non è... Beh, questi io pure Oddio, senza eccessi però, perché qualcuno questi dice... io volevo affrontarli, in verità lo volevo affrontare con Alberto Costa, appunto. C'è tutto un movimento, diciamo, c'è tutto un mondo che gira intorno, diciamo, al neomelodico, ma è un mondo anche che porta lavoro, diciamo. Ma anche le televisioni sono il cuore di questo mestiere, le televisioni e le radio è la parte principale. Quindi diciamoci la verità, c'è proprio... Ma c'è anche un discorso economico proprio con le indotto economico. Sì, ma a volte qua a Napoli si riduce che parecchie emittenti televisive non hanno spazi per questi artisti, cioè gli artisti che vogliono comprare spazio televisivo per pubblicizzarsi non hanno spazio. E a volte si vedono ancora, se si accendono le televisioni libere alle 2 di notte, alle 3 di mattina, alle 4, alle 5, si vedono neomelodici. Esistono dei canali che fanno solo musica napoletana 24 ore al giorno. Sentiamo Gianfranco, tu... stiamo parlando del Napoli, siete la squadra del Napoli che non parla del Napoli. Non lo so, a me guarda, vedere delle cose della città che vengono fuori in maniera positiva mi danno entusiasmo, perché significa che Napoli cerca di affermarsi. Napoli è una città martoriata, tu dici che è la terza d'Italia, per me da un certo punto di vista è sempre la prima. Dico che è la terza metropoli italiana, sì. Come quando lo era veramente. A volte era capitale. Siccome abbiamo fatto certi discorsi sulla musica neomelodica, ma di questa musica neomelodica cosa c'è da salvare e cosa c'è da buttare? O meglio, in che percentuale c'è da salvare? Ti faccio rispondere da Luca Sepe. Metterlo da parte. Ti faccio rispondere da Luca Sepe, perché se ti risponde il lato destro e sinistro dei teleschermi degli spettatori, penso che incominciamo un'altra querela. Io rispondo proprio senza ritorno, parliamo del 15%. Cioè, da salvare? Sì. Un 15% da salvare relazionato ad un gusto medio-alto dell'intesa musicale. Perché? Bisogna avere rispetto di tutte, torniamo al discorso delle classi sociali, che però siccome vivono delle realtà dove a certe cose di chi ha avuto la fortuna di farsi una cultura leggermente superiore alla loro non possono arrivarci, quindi mano a mano che scendi di cultura sale la percentuale salvabile della musica. Ho reso l'idea.